Prima partita abbiamo pareggiata. Si cazzo è yellow blu? Cazzo so, si sa, vabbè. Non si sa. Andiamo avanti. Questa. Ok, abbiamo il maestro sottotono, mettiamo Olivera, Giannino gioca, gli altri giocano, ok. Che sono i sostituti proprio... no, non ce li ho, giusto. Ok, bene così, avanti Napoli, andiamo al match. Giannino deve stringere i denti in questa seconda partita della divisione 6. Purtroppo la prima è stata una bellissima partita, la partita con la Roma precedente, ma purtroppo l'abbiamo pareggiata, abbiamo rischiato sia di vincere sia di perdere, quindi in realtà possiamo anche dire che ci è andata bene. Adesso ci dovremmo giocare contro questa squadra che non è neanche capito chi è, e dovremmo cercare di portare a casa la vittoria, perché così continuiamo la scalata alla divisione 1, passando chiaramente per la divisione 6 che stiamo giocando e la divisione 5 a cui stiamo puntando in questa live. Vediamo che riusciamo a fare. Si parte. Andiamo sempre sulle fasce, che è il nostro gioco che ci funziona meglio. Kvaratskhelia fa correre Zielinski, il cross di Zielu e la palla non arriva purtroppo a nessuno. Attenzione Lewandowski, gli scippa la palla Lobotka, attenzione, Anghissata, Zielinski si gira per Osimhen, stava arrivando la palla al Ciuchi che viene anticipato sul più bello. No Pempe. Olivera mette una pezza in una situazione poco piacevole per 2 volte. Fantastico Olivera e Anghissà. Poi vede il Ciuchi Lozano abbastanza libero. Poi Lozano vede Osimhen, si gira l'altro lato Osimhen che prova a far correre Kvaratskhelia. Mamma mia, io non ci avevo creduto perché stavo premendo i tasti per andare a difendere. Recuperiamo palla, perfetto. Kvaratskhelia appoggia dietro Rrahmani. Cominciamo dal basso. Meret, Kim, va da Lobo centrale, poi allarga per Ciuchi Lozano che fa correre Di Lorenzo, anticipato Giannino. Di Lorenzo, volevo lancia alta io, vabbè, Lobotka prova a chiudere e chiude ancora Olivera che ha approcciato bene, fuori gioco di Messi. Ha approcciato bene Olivera che sta sostituendo il maestro. Ci piace. Rrahmani va lungo da Osimhen che appoggia per il Ciuchi Lozano che fa correre Anghissà. Entra in area Anghissà, il cross di Anghissà. Zielinski recupera palla per Giannino Di Lorenzo che la cross in mezzo a Osimhen che non riesce ad infilare il portiere. Vittorio Osimhen. Scherpen, rilancio. Rrahmani con il contrasto con Lewandowski. Attenzione Olivera, qui si fa saltare dal pallone, deve chiudere su Messi, ci riesce. Poi Rrahmani completa il disimpegno. Zielinski fa ripartire subito Olivera che fa correre Kvaratskhelia che va da Osimhen, anticipato dal difensore. Giannino recupera palla, break del Napoli. Ciuchi Lozano lanciato da Giannino, attenzione Lozano, prova il cross dalla 3/4, c'è Osimhen, non arriva la palla ad Osi. Zielinski, fallo su Zielu e calcio di punizione Napoli. Ma è chiafa di là. A qui c'è Kvaratskhelia, interessante. Kvaratskhelia ci prova Kvaratskhelia, non di molto fuori Kvaratskhelia. Scherpen ancora rilancio dal fondo, la dà corta questa volta, il Ciuchi prova a pressare, vanno lungo e Zielinski recupera palla. Attenzione a Kvaratskhelia che la dà subito ad Osimhen che si gira. Osimhen, la parata di Scherpen, forse poteva prepararla un po' meglio Osimhen. Lobotka a svettare a centrocampo, ma recuperano palla loro. Attenzione Messi, Olivera che chiude su Goretzka, poi sbaglia tutto Olivera, però perdiamo palla. Attenzione a Pempe, ma c'è il capitano e poi vai da Kim.
di nuovo per il capitano Di Lorenzo, va da Anghissà, Ciughi Lozano fermato senza fallo, dice l'arbitro. Zielinski prova a recuperare palla, non ci riesce, attenzione Olivera, e poi Kim che chiude su Lewandowski, fallo. Bah, fallo di Kim. Attenzione, punizione per loro. Il Ciughi prova a mettere il Ciughi sul palo. Nagato, attenzione Nagato, che la butta dietro, non si capisce perché, ma noi eravamo talmente impreparati. Attenzione, proviamo a far partire, far correre Osimhen, contropiede fulminante e Victor Osimhen non perdona. Grandissima palla di Zielinski qui nello spazio, e con Osimhen non perdoniamo. 1-0 per noi. Proviamo a mettere la partita in discesa. Kim svetta subito, Olivera, Lobotka, Zielinski, facciamo girare favolosamente la palla, poi Kvaratskhelia che va al cross in mezzo, la palla non arriva ad Osimhen, anticipo di Di Lorenzo, attenzione il Ciughi Lozano, attenzione, triangolo pazzesco, e il Ciughi non riesce a metterla in porta. Potevo forse passarla ad Osimhen, Zielinski prova ad andare da Osi per il solito schema, attenzione Osimhen prova a spizzarla, ci riesce, attenzione arriva Ciughi, ancora calcio d'angolo, Zielinski va subito da Osimhen però offre ancora una torre, anticipato qui, attenzione Zielinski prova a chiudere su Pempè, riescono ad andare in contropiede, attenzione Anghissà, provano ad andare a chiudere lui su Goretzka, c'è Giannino che ha fatto la diagonale, quindi siamo scoperti dall'altro lato, prova un tiro al volo un po' complicato, fa parte del suo repertorio, ma stavolta il tiro non è stato all'altezza della sua fama. Meret va lungo, Osimhen incorna e la dà a Lobotka che però non riesce ad appoggiare, recupera Olivera che sbaglia, perdiamo palla, attenzione Rachmani deve chiudere su Messi, Olivera, miracolo di Olivera qui ragazzi, e poi Kvaratskhelia prova a cambiare tutto, perde palla, brutto cambio di gioco di Kvaratskhelia, Pempè prova a chiudere Giannino Di Lorenzo, chiude Anghissà che poi la dà al Ciughi Lozano che allarga per Zielinski che la dà a Kvaratskhelia che può andare nello spazio, se ne va Kvara nello spazio, attenzione Kvaratskhelia al cross in mezzo, Osimhen di testa, palla fuori, solita azione sulle fasce laterali, ma non riusciamo a dare il colpo del 2-0. Kim prova a svettare, non ci riesce, attenzione Olivera deve chiudere su Messi, Kim anticipa Lewandowski e poi Lobotka che fa correre Kvaratskhelia, errore di Kvara qui, e poi Anghissà riesce a chiudere, attenzione, sono 3 minuti di recupero, Anghissà recupera palla, la dà al Ciughi Lozano, perde palla Lozano, la recupera Anghissà, Di Lorenzo, con un po' di fortuna palla arriva a Lobotka, Osimhen, Zielinski, riusciamo a farla girare bene qui, Kvaratskhelia arriva dentro per Osimhen, che non riesce ad impattare, fine primo tempo 1-0, vantaggio decisamente meritato, 7 tiri a 1, aiuto, direi più che meritato. Nonostante ci sia un solo gol a referto. Cosa pensi di questo primo tempo? 1-0. Credo che il risultato rispecchi i valori visti in campo. Meritano il vantaggio perché con un fantastico gol di contropiede. Adesso non devono commettere le beh, questa qua la stiamo un attimo dominando, dobbiamo cercare di chiuderla perché il calcio è bastardo, e rischiamo di subire poi un pareggio beffa e non mi va di fare 2 pareggi consecutivi, quindi questa dobbiamo cercare di chiuderla il prima possibile. Partiamo col secondo tempo, batte leva, il secondo tempo è cominciato.
Attenzione, provano ad andare subito dentro. Kim, Lobotka, Rachmani allarga per tornare poi subito in difesa. Lozano prova a darla ad Anghissà. Attenzione Lobotka, dobbiamo chiudere, abbiamo preso una brutta imbucata con Pempé. La parata di Meret. Fortunatamente si divora il gol dell'1-1 Pempé. Provano a battere velocemente, Giannino l'appoggia addirittura per Ciuchi Lozano che prova ad andarsene. Ciuchi Lozano fermato, fallo per loro, ma che significa questa cosa? Bah, Kim recupera palla però subito Lobotka, Zielinski, attenzione Zielinski, prova ad andare di esterno da Lozano, anticipato il Ciuchi, recupera Anghissà, Lozano, Osimhen ha provato ad imbucare per Zielinski, niente da fare, Lobotka, fantastico, e apre poi subito per Kvisha Kvaratskhelia, il cross in mezzo, arriva Osimhen, stava arrivando Osimhen, Lobotka, attenzione Lobo, prova a imbucare per Osimhen, parata di Sherpen, incredibile, attenzione a Zielinski, e fuori gioco di Kvara purtroppo, fuori gioco di Kvara. Peccato qui, vittoria Osimhen, andato vicino al 2-0. Recuperiamo subito palla con Osimhen, Lozano dentro per Anghissà, anticipato Zambo Anghissà. Attenzione Kim su Pempé, grandissimo Kim su Pempé per Rachmani che allarga per Giannino Di Lorenzo che viene però anticipato, brutta palla persa da Rachmani qui che però recupera su Lewandowski. Osimhen poi appoggia per Zielinski che fa correre Kvisha Kvaratskhelia. Se ne va Kvara, il cross di Kvara, c'è Osimhen. Spettacolare colpo di testa dopo un'azione favolosa. È un cross magico di Kvara. 2-0 Napoli. 2-0 Napoli. La legge di Osimhen. La legge di Osimhen, ragazzi. Vediamo che contromosse sta cercando di adottare. La legge di Osimhen. Ci prova, ha messo Lukaku e forse qualcun altro. Attenzione, prova ad entrare subito, ma Rachmani anticipa e appoggia Meret che rilancia. Lobotka, errore di Lobo qui, però recupera subito. Grande Lobo. Che cazzo ha preso? Giocata difensiva di grande spessore. Rilancio di Meret, qui abbiamo rischiato anche in maniera molto stupida. Zielinski, stiamo un po' peccando qui di sufficienza, chiude Giannino Di Lorenzo, fantastico. E poi Lozano fa correre Osimhen. Se ne va Osimhen, attenzione Osimhen, si ferma Osimhen, cross di Osimhen, attenzione Giannino Di Lorenzo dentro, ho provato a bucare per Lozano, niente da fare. Kim prova a chiudere, non ci riesce nel primo momento, ma al secondo sì. Poi Anghissà ancora per Lozano che cambia direttamente verso Kvaratskhelia, anticipato. Olivera ancora per Kvara. Rachmani ancora recupera. Ma che stanno anticipando tutto, ma che? Kim recupera palla, Zielinski per Anghissà. Brutto passaggio di Anghissà. Recupera palla Olivera che la dà ancora a Zielinski che allarga verso Kvaratskhelia, il cross di Kvara, Osimhen, anticipato Osimhen. E poi Di Lorenzo ci mette una pezza, la dà a Lozano, la dà a Anghissà che la ridà a Lozano, grandissima azione, Lozano il cross in mezzo, Osimhen, tripletta di Osimhen che vuole sentire la gioia dei tifosi. 3-0 Napoli. Non è che è il Cadice questo, CAD dovrebbe essere il Cadice. 3-0 forse, e dico forse, l'abbiamo chiusa. Anghissà, Di Lorenzo, se ne va Di Lorenzo, Lozano, Anghissà, attenzione, dobbiamo essere attenti che manca ancora un po'.
succederà ancora di tutto. Rachmani appoggia ancora Meret, che allarga per Zielinski, che appoggia Kvaratskhelia. Fantastico Zielinski per Kvara. Kvara adesso prova ad entrare in area, il cross di Kvara chiuso dal difensore. Calcio d'angolo per noi. Lo schemino ormai lo conosciamo tutti. Zielinski va da Osimhen, la palla finisce invece ad Anghissà, arriva da Lobotka che prova dalla distanza. Lobo chiude Kim, grandissimo, poi Di Lorenzo, Lobotka, Anghissà dentro per Osimhen, ci ha provato Anghissà, recupera subito palla, cross dalla tre quarti, non riuscito, palla per Di Lorenzo, attenzione Lobotka, Anghissà largo per Lozano, il cross che diventa un tiro, calcio d'angolo. Il gioco riprenderà dalla bandierina per il loro quarto corner. Attenzione, Zielinski va ancora da Osimhen. Osimhen prova ad appoggiare per Lozano. Palla fuori di poco. Abbiamo davvero dominato fino ad ora. Davvero dominato. Dobbiamo continuare così. Bandoni? Diciamo che evitiamo di giocare alla fine della partita. O stai solo perdendo tempo? Vediamo che cosa succede. Abbandono. Ah no, sì. Spariamo questi 3 minuti, vabbè. Kim continuiamo a giocare. Vuole comunque provare a segnare, giustamente. Di Lorenzo. Anghissà. Anticipato, cioè chiuso Anghissà, attenzione Kim, Kvaratskhelia, Di Lorenzo, ancora Kim, Anghissà, cambia tutto verso Kvaratskhelia, anticipato Kvara, Olivera, Kvaratskhelia, la partita è praticamente finita, attenzione, Olivera deve chiudere su Williams, su Inaki Williams, entrano in area, chiude Kim e Rachmani la butta fuori. Osimhen prova ad appoggiare, la perdiamo, la recupera subito Victor Osimhen e finisce qui. 3-0, tripletta di Osi, bene così, avanti Napoli.